Gentili amici appassionati, amanti di calcio giovanile, siamo giunti all'11ª giornata del campionato giovanissimi provinciali, quando al Gescal Stadium la Schiacciasassi e capolista Sporting Atene Messina ospitava il fanalino di coda Scuola Calcio Sicilia, ragazzi di Mister Mangano che conducono la classifica a quota 24 con 8 vittorie su 8, 49 le reti realizzate, solo 5 quelle subite sin qui, sono reduci dalla vittoria sul campo del Valerio Bacigalupo di Taormina per 2-6, Scuola Calcio Sicilia che ha riposato nell'ultimo turno. Solito 4-4-2 per Mister Mangano con Carbonaro tra i pali, linea arretrata formata da Zingales, Carpenzano, Fasanella e Sacca, Peditto con Abate nella zona nevralgica del campo con Bongiorno e Ruggere sui lati, Catalin dietro l'unica punta Paladino. Siamo già al firme della gara che si apre con un'occasione per lo Sporting Atene che di lì a poco con Catalin cercherà di fare tutto da solo con questo destro dal limite dell'area, la palla resta lì per Ruggeri in posizione di offside pescato dal direttore di gara Savastano di Messina. Si resta sullo 0-0 quando continueranno a premere i ragazzi di Mister Mangano, trovando il vantaggio al 10° minuto grazie al proprio bomber Anthony Paladino, lanciato in verticale su un rinvio corto della difesa della Scuola Calcio Sicilia con l'esterno Mancino. È un gioco da ragazzi battere il giovane portiere 2006 Scardigno, che di lì a poco verrà salvato anche dalla traversa su questo tentativo del solito Flavius Catalin. Atene che continua ad attaccare e qui anche una buona occasione con Zingales, non riesce a coordinarsi al meglio, ci proverà dall'altro lato l'altro terzino Giovanni Sacca in costante proiezione offensiva, i due esterni arretrati di Mister Mangano, quando però la Scuola Calcio Sicilia prova a farsi vedere dalle parti di Carbonaro con questo Mancino dalla distanza del proprio numero 8 Guglielmo. Troverà anche il gol del pareggio con questa splendida realizzazione di Marco Iacono, classe 2004, che lascia partire un destro fulminante sotto la traversa che batte Carbonaro e riporta il risultato sul pari. Passeranno però pochi minuti per lo Sporting Atene per trovare l'episodio che le permetterà di tornare in vantaggio. Viene atterrato infatti così Ruggeri in area, alla battuta dal dischetto andrà il capitano e il numero 10 Flavius Nicolai Catalin. Posiziona il pallone, guarda negli occhi Scardigno, è imprendibile il suo destro che termina nel triangolo della rete della Scuola Calcio Sicilia, che però si fa vedere dall'altro lato ancora con Marco Iacono. Questa volta deve fare gli straordinari Domenico Carbonaro. Atene che allora ci riprova a portarsi sul doppio vantaggio prima della pausa. Arriverà però di lì a poco il duplice fischio del signor Rinaldo Savastano che manda le squadre a riposo sul risultato di 2-1. All'iniziale vantaggio di Paladino ha risposto Iacono per poi trovare il gol del vantaggio dagli 11 metri con Catalin. Siamo già tornati in campo con lo Sporting Atene che opera i primi cambi. Infatti Bongiorno lascia spazio a Notini, Carpenzano a Palumbo e Abate a Gulletta, quando riuscirà a trovare finalmente il gol del 3-1 grazie a Ruggeri, complice una disattenzione della difesa della Scuola Calcio Sicilia. Da pochi metri deve solo ribadire alle spalle di Scardigno, ci prova Sacca ancora in proiezione offensiva con questo colpo di testa che non c'entra però lo specchio della porta. A seguire si divorerà il gol del 4-1 l'entrato Davide Notini, quando l'Atene continua a premere avanti, ci prova anche con Abate, termina largo il suo tentativo. Il sigillo di giornata ce lo mette anche quest'oggi però Flavius Catalin con questo pallonetto che scavalca Scardigno, una prodezza mix di tecnica e precisione. Il suo lob morbido è perfetto e si insacca in rete per il triplo vantaggio della formazione di Mister Mangano. Altro Eurogol di Flavius Catalin, solo uno della sua lunga collezione. La Scuola Calcio Sicilia ha però l'occasione dall'altro lato di accorciare le distanze con il proprio numero 9 Russo dagli 11 metri. Batte Carbonaro e fissa il parziale sul 4-2 dopo la doppia decisione del signor Savastano. C'è anche staffetta tra i pali per Mister Mangano con Giuffrida che prenderà il posto di Carbonaro, chiuderà definitivamente le marcature. Ancora una volta Anthony Paladino apre e chiude la sfida, servito in verticale splendidamente da un compagno, batte Scardigno per la quinta volta. Arriverà quindi il nono acuto per i ragazzi di Mister Mangano, termina 5-2 al Gescal Stadium. Infermabile la formazione biancorossa che asfalta anche i varietà della Scuola Calcio Sicilia. E allora da Claudio Costanzo non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima giornata. Ospiterà lo Sporting Barcellona, lo Sporting Atene. Un saluto e alla prossima.